Tra le tante iniziative culturali in atto a Cammarata, organizzate dal Comune e dalla locale Proloco nell'ambito della Settimana della Cultura aperta lo scorso 22 luglio nell'antico percorso storico che si snoda tra la Chiesa Abbadia, la Torre del Castello, attraversando Palazzo Traina e lo stesso Palazzo del Comune, che si concluderà il prossimo 31 luglio, si è svolto ieri un interessante momento culturale che ha visto la presenza di Simonetta Agnello Orbi, Costanza Gravina presentare il loro ultimo scritto, da entrambi dal titolo Cundindizza. L'iniziativa è inserita nel quadro degli incontri con le autrici, moderato da Agostino Tuzzolino. L'evento è stato seguito con molto interesse e gradito dal pubblico presente a Cammarata. La Cundindizza, noi siamo siciliani. Io ho saputo che al Salone del Libro di Torino dovete spiegare che cos'era la Cundindizza, vero? È così. Mentre noi, suppongo, essendo siciliani, sappiamo cosa sia la Cundindizza. Alziamo la mano, sappiamo cos'è la Cundindizza? È così? Chi comincia? Comincia Costanza. Sì. Non so se... Sì. Buonasera a tutti, è veramente un piacere essere qui con voi stasera in questa meravigliosa cornice a parlare di Cundindizza. La Cundindizza è appunto una parola del linguaggio siciliano a noi molto cara, che non ha una traduzione in italiano, infatti spesso ci siamo ritrovate a doverla raccontare, a doverla spiegare. Noi in questo libro le abbiamo voluto dare un nostro significato e abbiamo usato questo termine come una sorta di guscio, una scatola, all'interno della quale abbiamo messo tutti i nostri racconti, che siano di vita vissuta insieme, dei racconti di famiglia, che hanno questo filo conduttore appunto di Cundindizza. Io l'ho immaginato come se fosse una passeggiata e voi vi parlate, ognuno si trasmette ricordi dell'altro. Naturalmente Simonetta i ricordi ancora più in là nel tempo, ma sempre vivi. Sì, passeggiata, ma io ero a Londra e lei era in Sicilia, perciò erano telefonate. Perché era il periodo del lockdown. Sì, e poi perché? Perché viviamo in posti diversi. Costanza lavora, anche ora io vengo da Mosè, lei viene da Palermo. La Cundindizza è uno stato d'animo, è un modo di vedere la vita, è un modo di cercare di godere della vita e che si possa fare sempre, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto, in qualsiasi situazione e a qualsiasi età. La Cundindizza di un neonato quando uno gli massaggia le mani è una cosa bellissima, di un neonato, non sa comunicare ancora. Certo, poi si torna alla Cundindizza del neonato quando diventa vecchissimo e perde tanto, e si può anche fare allora. E poi ci sono le Cundindizze fisiche, il carezzare il velluto. Io amo molto il rammendo, non chiedetemi perché. Ricamo, ma non benissimo, ma ricamo. Invece secondo me rammendo bene, anche perché nessuno li vede, che spesso devo coprirli eccetera, i pantaloni dei miei figli, tutto quello che è rotto. Ecco, il rammendo per me è Cundindizza, perché unendo due lembi di un pantalone, perché mio figlio ha fatto cadere non so che cosa, uno pensa anche a rammendare un'amicizia, un bisticcio che forse non valeva la pena. Ecco, e questo dà Cundindizza. La Cundindizza si trova dovunque, sempre, se si vuole, ci fa sempre compagnia, è veramente cercarla. Io l'ho scoperta durante il coronavirus, ero chiusa in casa a Londra, uscivo una volta alla settimana a fare le commissioni e basta. Io ho un figlio malato, una volta alla settimana andavo a piedi a casa sua, mi fermavo al cancello, lo chiamavo a telefono, lui apriva la porta di casa che era nel giardino, ci salutavamo. L'altro figlio mi portava alle commissioni perché era sano, ma non c'erano rapporti fisici, non c'era un bacio, una carezza, non doveva esserci. E ho cercato la Cundindizza della mia vita da sola e ce n'è tanta. Mi sono dedicata alle piante del mio balcone, c'avevo il rosmarino, c'avevo il geranio, ma ci cresceva tutto. E la Cundindizza fa bene a tutti.
e notavo stranamente che avevo un gatto in casa, che il mio gatto mi seguiva ed era contento anche il gatto. Sono cose strane, ma la sentono, queste cose passano da un essere umano all'animale gatto che non doveva esserci perché non era permesso, un po' complicato. Un po' complicata una cosa. Mentre in quel periodo la sua contentizza? Nel periodo del lockdown, Sì. beh, è stato un periodo di grandi privazioni per tutti, quindi come dice anche Simonetta, bisognava accontentarsi un po' delle piccole cose, di quello che ci capitava quotidianamente, delle cosuzze di ogni giorno. E alla fine la contentizza risiede proprio in queste piccole cose. Sta a noi riuscire a coglierle. Una delle contentizie di quel periodo del lockdown era andare a fare la spesa e incontrare in maniera quasi clandestina le mie amiche che abitavano in zona.